I risultati della 20ª giornata di campionato di Eccellenza Sicilia, Girone A. Atletico Campofranco Mussomeli 2-0, Centro Universitario Sportivo Palermo, Polisportiva Castelbuono rinviata al prossimo 14 febbraio, Canicattì Licata 0-0, Camarat Mazzara Calcio 0-4, Marsala Calcio Dattilo Noir 1-0, Monreale Alba Alcamo 0-2, Nuova Città di Caccamo Parmonval 2-1, Profavara Città di Casteldaccia 4-2. La classifica: Marsala Calcio 44 punti, Licata 42, Dattilo Noir 40, Mazzara Calcio 37, Canicattì e Nuova Città di Caccamo 36, Parmonval 34, Alba Alcamo 29, Centro Universitario Sportivo Palermo 26 e una partita in meno, Profavara 23, Polisportiva Castelbuono 21 e una partita in meno, Atletico Campofranco 20, Monreale e Camarat 18, Mussomeli 15, Città di Casteldaccia 4. Infine gli incontri del prossimo turno: Alba Alcamo Camarat, Città di Casteldaccia Marsala Calcio, Dattilo Noir Centro Universitario Sportivo Palermo, Licata Nuova Città di Caccamo, Mazzara Atletico Campofranco, Mussomeli Canicattì, Parmonval Profavara, Polisportiva Castelbuono Monreale.